E il nostro servizio di questo pomeriggio si apre mostrandovi le immagini della rotonda di Sbirrionis, ma soprattutto vogliamo farvi proprio notare che cosa accade nell'area adiacente alle scuole che potete vedere, e soprattutto in questo terreno che è pieno di sterpaglie. Buonasera. Come potete vedere, le abitazioni che potete intravedere laggiù in fondo sono circondate da erbacce. Qua intorno da tanti anni, soprattutto nel periodo estivo, non si vede alcuna ruspa, non si vedono operai, non si vedono dei cespugliatori che in qualche maniera possano levare il disagio ai residenti di questa zona. Ovviamente non stiamo ad approfondire tutto ciò che ci può essere qua in mezzo: parassiti, pulci, zecche, e gli stessi residenti da laggiù, dalle finestre, spesso e volentieri devono chiamare i vigili del fuoco che devono intervenire per lo spegnimento dei roghi spesso e volentieri accesi forse dagli stessi cittadini, che sono infastiditi da tutto questo schifo. Potete vedere, le immagini parlano abbastanza chiaro, guardate. E dire che potrebbe essere semplicissimo, ovviamente, soprattutto fare intervenire le squadre del Comune di Cagliari ed evitare soprattutto che ancora una volta erbacce, sterpaglie stiano qua accanto alle case, soprattutto perché c'è un'ordinanza del Comune che impone i privati e non solo a provvedere allo sfalciamento delle erbacce, e in questo caso, laddove i terreni quasi certamente sono di proprietà del Comune di Cagliari, che cosa dovrebbe accadere? Per Cagliari Online per ora è tutto, speriamo di tornare con il problema risolto.